Galoppata al sole lungo la piatta distesa della Bassa Padana. Queste sono le campagne più fertili del mondo. La loro perfetta irrigazione favorisce anche la coltivazione intensiva del riso. Il nome di Crema ricorda ciotole di latte appena munto, ricorda i grassi pascoli della pianura. I corridori più prosaici vi fanno la volata per il premio. Il sole batte implacabile sull'asfalto, è in fiamma di sete le gole riarse. Si cerca l'osteriola per fare il pieno delle borracce. Gli acquaioli di servizio si sbrigano per non scontentare i capi in testa. Perché si indigna Belloni? Non è proprio vero che ai suoi tempi si corresse con questi arnesi. Che modo di essere irriverenti coi vecchi campioni. Allo sfottò prende cappello un altro Matusalemme del nostro ciclismo, Ezio Cecchi. Ora andrà lui a dirgliene 4. Volpi, che si è involato a Piadena, fila dritto dritto a vincere la volante di Mantova. Dal Senato al Giro, l'onorevole Pastore è prodigo di omaggi floreali. All'altezza di Novara sono partiti alla caccia leoni e viagioni. Per l'emozione Pavesi dimentica persino la proverbiale pipetta. L'esempio dei due viene imitato ben presto da una coppia di levrieri, Girardi e Grosso. Volpi è raggiunto sul ponte del Po a Ostiglia. È di queste parti. Molti amici lo salutano dai margini. Il ritmo è vivacissimo e i corridori fiutano ormai l'odore del vicino traguardo. Ogni pedalata è uno strappo rabbioso. Si vola alla volta di Ferrara e il miraggio della vittoria di tappa è una sferzata che sprona gli audaci nei quali si opera gradatamente una nuova selezione. 5 erano in testa, 2 soli ne arrivano. Leoni ci dà dentro deciso. I maligni sussurravano prima di oggi che egli non volesse vincere per non ingelosire sua moglie con i bacetti delle Miss Tappa. Evidentemente deve essere accaduto qualcosa, perché il Belladolfo ha ritrovato lo scatto di un D. È questa la prima vittoria della Legnano nel 33esimo Giro d'Italia. I Verde Oliva del Carroccio hanno un libro d'oro forse unico in Europa.